Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua, in questo nuovo video. Allora, il video del pagellone è quasi finito, ho finito di scriverlo, quindi penso domani incomincerò a registrare, editarlo, cercherò di fare proprio un chiusone per cercare di pubblicarvelo direttamente mercoledì, però comunque in questa settimana uscirà il video del pagellone per chi lo stesse aspettando. Detto questo, oggi è un video che sinceramente lascia un po' il tempo che trovo, però è curioso perché sono cose che a me affascinano molto. Vorrei provare a fare un resoconto del Cagliari. Un resoconto però che non si basa meramente su quello che è stato il finale di stagione e tutto quanto. È un resoconto sui dati, che secondo me è una cosa molto importante da fare perché io sono fortemente amante delle statistiche, le amo alla follia, secondo me possono dire tanto di una squadra, non dicono tutto, ma possono dire tanto, quindi vorrei andare a vedere e commentare con voi un po' di statistiche inerenti al Cagliari e parlare anche un po' ad ampio spettro di questa stagione che comunque nel bene o nel male un paio di cose da dire ce le ha. Io come sempre mi sposto qui, mi metto qua, chiudo, anzi qua scrivo Cagliari e ok. E io direi di cominciare subito, però non da transfer market, anzi sì, cominciamo da transfer market, va. Andiamo a vedere rendimento rosa, così per capire più o meno cosa ci dice. Mettiamo ovviamente su esteso e ok. Allora, non mi fa impazzire il fatto che qua non segnino i gol presi dal portiere. Però mettiamo magari Serie A, perché la Coppa Italia sinceramente non mi fossilizzerei tanto sulla Coppa Italia. Allora, c'è una predominanza ovviamente di partite con Scuffet che secondo me ha dimostrato. Tra l'altro è pure più giovane di Radunovic. Non lo avrei mai detto. Ha dimostrato molta più sicurezza, molto più... trasmette anche molta più sicurezza a Scuffet rispetto a Radunovic. Il campionato lo ha cominciato lui, ma lo ha finito Scuffet e sinceramente lo ha finito anche bene. Aresti, l'ultima presenza in Serie A risale alla partita con la Fiorentina. Credo che il giocatore andrà a scadenza quest'anno, ha comunque 38 anni e infatti sì, contratto fino al 30 giugno 2024, quindi Aresti andrà in scadenza, dubito che rimarrà o perché no, potrebbe anche rimanere a fare il terzo portiere, staremo a vedere. Il reparto difensivo invece vediamo che minchia Augello 5 ammonizioni? Questa cosa non me la ricordavo. E guardate l'impatto di Mina, tralasciando Dossena che le ha giocate quasi tutte, 2 volte è subentrato, 3 volte è uscito, 5 cartellini gialli, 4 assist e 2 gol. Scusate se è poco. 2978 minuti giocati con una media di punti di... Qua segna 1, però a quanto pare è 0,95. Ah no, media punti società 0,95. Mentre la media punti di Dossena è di un punto a partita. Me coglioni, me coglioni. Tanta roba, tanta roba. Ma la media più alta io credo che ce l'abbia. Non è Jerry Mina, paradossalmente, ma è Mancosu. Mancosu ha la media punti più alta di 1,83, segue poi Gaetano con 1,45, Mina con 1,29, Yankto con 1,22 e Viola con 1,12. Inaspettatissimo, veramente inaspettatissima questa cosa, non me l'aspettavo.
Mancosu è il giocatore che ha la media punti più alta con il Cagliari quest'anno. Incredibile. E poi altre statistiche così. Tra l'altro Aresti ha preso un rosso. Ah, probabilmente una volta è stato espulso dalla panchina. Ecco. Chi è il giocatore che ha preso più rossi? Credo sia Magumbu quest'anno. Però per sicurezza andiamo a controllare. Perché di Magumbu me ne ricordo due sicuri. Non carica. Come uno? Oh, contro la Lazio. Ah, però c'è pure una doppia ammonizione, ok. Ecco perché me ne ricordavo due. Una doppia ammonizione e un'espulsione. Aresti un'espulsione sola e Gaetano invece una sola espulsione, che è poi la partita quella con Lecce. Per il resto abbiamo un'altra doppia ammonizione per Viedesca, non mi ricordo sinceramente la partita. E poi per il resto basta. Cioè non... è stata una stagione relativamente sportiva, ecco. Alla fine abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5. Che nell'arco di 38 partite, secondo me, ci può stare. Cioè, è accettabile visto anche l'obiettivo per cui lottavamo. Comunque, abbiamo visto che il capocannoniere è Nicolas Viola con 5 gol, il capo assist, se così si può dire, è Luvumbo con 6 assist, però notiamo che al secondo posto abbiamo un difensore centrale che è Dossena. Ed è un po' strana questa cosa. Forse credo che la maggior parte degli assist che ha fatto Dossena siano stati fatti o da lanci lunghi, ok? O probabilmente da tocchi fatti dentro l'area durante un calcio piazzato, perché se no 4 assist da un difensore centrale io faccio un po' fatica a spiegarmeli. Poi maggior volta ammonito credo sia Nandez a questo punto il capostipite, Nandez e De Jong con 7 ammonizioni a testa. Poi abbiamo Augello e Dossena con 5 insieme a Luumbo, Prati, Sulemana e Pavoletti con 4 e anche Mina, poi abbiamo Scuffè, Viola e ok. Sinceramente non mi aspettavo che il maggior numero di ammonizioni le prendessero due centrocampisti centrali. Vabbè, Nandez è un esterno, però ok. Però non mi aspettavo che fosse quella la zona più colpita, mi aspettavo fosse la difesa. E invece no. E invece no. Altro media punti di Nandez bassina perché 0,91 è un po' bassa. Il giocatore che ha giocato di più, penso sia no, è Dossena. Invece è Dossena con 35 partite giocate e un minutaggio di 2978 punti. C'è Zappa che è stato convocato per 38 partite e tutte e 38 le ha giocate, che però è stato sostituito 13 volte, giusto? No, è entrato dalla panchina 13 volte e ha giocato un totale di 2554 punti. Credo che i giocatori che sono sempre stati convocati, ma che necessariamente in realtà non significa che siano scesi in campo tutte le partite, sono state Zappa, che però le ha giocate tutte, Scuffet, Prati, Azzi, Obert e Radunovic. Quindi questi sono i giocatori che sono stati sempre convocati. Io però voglio guardare un po' le statistiche. Per esempio, per possesso palla, vediamo che il primo è il Napoli con 33 minuti e 59 secondi. Il Cagliari, in che posizioni si trova? Primo Napoli, secondo Bologna, terzo Inter. Tra le prime 10 non c'è il Cagliari, nemmeno tra le prime 15, guardate se siamo ultimi. Siamo penultimi per possesso palla con 22 minuti e 14 secondi. Tra l'altro vediamo che la maggior parte delle squadre che lottano per la salvezza hanno un possesso palla molto basso. L'ultima in termini assoluti è l'Udinese con 20 minuti e 35 secondi. Deludente il dato del possesso palla, che poi alla fine
lascia un po' il tempo che trova, perché il possesso palla può essere anche un possesso palla sterile, un possesso palla fine a se stesso, quindi diciamo che non mi fa infastidire più di tanto questo dato, anche se penso al possesso palla del Cagliari, mi sembra strano avere un possesso palla così basso in realtà. Andiamo a vedere le parate. Qui potremmo essere già più in alto in classifica. No, non ci siamo tra i primi 10. Primo il Monza, secondo l'Empoli, terza la Salernitana. Siamo quindicesimi con 95 parate. Quindicesimi tra l'altro a pari merito con Bologna, Cagliari e... cioè Bologna e Genoa. Anche qui sinceramente mi aspettavo un piazzamento più alto. Cioè mi aspettavo che 100 parate fossero state fatte. E invece no. E invece no. Per numero di gol stiamo decisamente in basso. Tredicesimo posto con 42 gol fatti. Il peggior attacco invece è quello dell'Empoli, nemmeno quello della Salernitana, ma quello dell'Empoli. No, dove... Statistiche. Ah, ok. A numero di assist invece come stiamo messi? Siamo noni. Attenzione. A numero di assist siamo effettivamente in alto perché abbiamo 30 assist a referto. Vediamo se questa cosa la riscontriamo anche qui. 6 più 4, 10, 13, 16, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Qui sono segnati 32 assist, qui ce ne segna 30. Boh, non lo so, si vede che hanno metodologie di calcolo diverse per gli assist, credo. Però 30 assist o 32 assist non è per niente male, perché è un dato che fa significare che comunque la squadra gioca molto per la squadra e quindi ci sono meno azioni in solitaria, meno azioni che vedono soltanto un uomo come elemento cardine dell'azione, un gioco più corale e questa è una cosa che a me piace molto. E è un dato che spero continui a rimanere anche per la prossima stagione, perché secondo me è indice di una squadra che gioca da squadra. Vediamo invece il numero di tiri. La prima è il Napoli, la seconda è l'Inter, mi aspettavo l'Inter prima, terzo il Milan e noi invece siamo quattordicesimi con un numero di tiri tentati di 448. C'è parecchio stacco, tra la prima e l'ultima, perché stiamo parlando di 248 tiri di differenza. Tra l'altro, strano anche come l'Empoli, che abbia fatto 418 tiri, abbia il peggior attacco. Cioè, non è ultima a livello di tiri, anche se siamo lì, però è ultima a livello di gol. Sono dati strani, sono dati un po' strani. Pali e traverse, non mi ricordo un numero eccessivo di pali e traverse, però ne abbiamo presi 11. Mentre l'Udinese 7, Torino 7 e Verona 7 con l'ultimo posto a pari merito. Mentre noi siamo in realtà quattordicesimi, no, quindicesimi a pari merito con l'Empoli. Carine, carine ste statistiche, non lo so, a me mi gustano tanto. Calci d'angolo, vediamo. La squadra che ne ha ricevuti di più è il Napoli. Al terzo posto addirittura il Frosinone, mentre noi siamo al 12° posto con 175 calci d'angolo. Eh, beh, diciamo che non è male, eh. Qui siamo a metà classifica, non è male, non è male come dato. Invece per fuorigioco io temo che siamo in alto in realtà. E infatti siamo settimi in classifica con 64 fuorigiochi. Ecco, questo è un dato da limitare un pochino. L'ultima è il Sassuolo con 26, la squadra che ha fatto meno fuorigioco di tutti.
Questo è un dato che secondo me andrebbe decisamente migliorato. Poi un altro sito ottimo per andare a vedere le statistiche e quant'altro è SoccerStats, che secondo me è il sito migliore per quanto riguarda le statistiche. Andiamo su Italia, andiamo a vedere selezioniamo per esempio il Cagliari e vediamo che nel primo tempo siamo stati abbastanza disastrosi perché abbiamo concluso in casa 6 primi tempi in vantaggio, 7 in pareggio e 6 perdendo, mentre in trasferta soltanto 2 vincendo, 5 pareggiando e 12 perdendo. Quindi la somma dei nostri primi tempi vede 8 partite vinte alla fine del primo tempo, 12 pareggiate e 18 perse. E non è proprio così buono, secondo me, perché di solito il primo tempo, scusate, si tende bene o male la maggior parte delle volte a pareggiare e noi abbiamo una netta tendenza a perdere i primi tempi o comunque a ritrovarci i primi tempi in svantaggio. Tra l'altro vediamo che il primo tempo, per esempio, qua perdevamo 2-0 col Frosinone, qua 0-0, qua perdevamo 2-0, qua perdevamo 2-0, qua perdevamo 2-1, qua perdevamo 1-0, qua pareggiavamo e alla fine è rimasto così. Qua vincevamo 1-0 con il gol di Lumumbo, qua perdevamo 2-0 e poi così è finita la partita. Qua perdevamo 1-0 e siamo riusciti a rimontarla. Vedete che nei primi tempi il Cagliari ha fatto obiettivamente molta fatica, veramente tanta. Poi ci sono veramente una marea di dati da poter analizzare, però vediamo così più succulenti, più carnosi, così, giusto per vedere. In termini di gol, guardate poi lo scalino che c'è tra Inter e Milan. La media più alta di gol ce l'ha il Milan con 3,29, mentre noi comunque viaggiamo su una buona media. Però questo è gol per partita, ok. Che 3,29. Noi invece viaggiamo sul 2,29. Il problema è che la maggior parte delle volte sono gol che tendono ad essere attribuiti agli avversari e non a noi, purtroppo. E che altro vedere? No, io penso che a vedere ne abbiamo visti anche abbastanza di, di cose. Cioè, di dati ne abbiamo avuti a sufficienza. Torniamo così a tutto schermo e facciamo un resoconto generale di quella che è stata la stagione. Stata una stagione ovviamente positiva soltanto per l'epilogo, perché abbiamo ottenuto la salvezza, però di cose da migliorare ce ne sono tante, ce ne sono tantissime. Vi faccio un piccolo spoiler di quello che dirò anche nel pagellone, o meglio vi anticipo quello che dirò nel pagellone che è una mia idea. Secondo me quest'anno, oltre che la difesa, che ha avuto delle grosse lacune, dei grossi problemi, più nella prima parte della stagione piuttosto che nella seconda, secondo me il problema principale è stato l'attacco. Un attacco dalle polveri bagnate fin dal primo momento, un attacco molto sterile, un attacco che non ha mai avuto concretamente un elemento cardine che potesse trascinare la squadra. È un attacco che sì, ha visto molti giocatori segnare, però è un attacco che non ha mai convinto. Abbiamo giocato molto sulle abilità dei singoli piuttosto che sul gioco corale. Ed è una cosa che bisogna migliorare. Abbiamo bisogno di una prima punta che detti un po' legge là davanti, che sia là
prima punta, un po' come il Pavoletti dell'inizio, un po' come il Borriello l'anno che siamo risaliti in Serie A, quella prima punta che ti dia sicurezza e poi è chiaro che più gente segna e meglio è. Però secondo me quest'anno c'è stata veramente troppa disparità, tant'è che il capocannoniere del Cagliari è uno che la maggior parte delle volte nemmeno partiva titolare, quindi questo fa capire quanto le partite si possano cambiare effettivamente anche a gara in corso, facendo entrare un subentrante che non ha il gol come vizio, però riuscire a renderlo capocannoniere. Ma può essere un caso, non deve diventare la regola, non deve diventare la legge. Questa è una cosa che va cambiata. A livello difensivo penso che le lacune si siano viste. Con Mina si sono un po' riassestate, ora però sono curioso di vedere come agirà la società per quanto riguarda acquisti e cessioni sul reparto difensivo, perché al momento io credo che il Cagliari in realtà sia abbastanza completo. Nel caso arrivi una cessione, bisognerà valutare poi chi prendere. Io penso che nel caso di una cessione, se il Venezia non sale in A, tu ti vai a riprendere Altare. Poi fai qualche manovra sui terzini e bene o male la difesa l'hai aggiustata. Il centrocampo, anche qui io lo ritengo a posto, a meno che non venga ceduto qualcuno. Che poi allo stesso tempo mi chiede, ma è possibile che io sono stato il primo a criticare la squadra e poi adesso facendo le analisi dico che bene o male la rosa sta messa bene? Non lo so, so incoerente, però al momento attuale veramente io penso che la rosa non sia poi così malvagia. Il reparto che mi piace di più è quello del centrocampo. Farei sicuramente degli acquisti in attacco e in difesa. A livello di portieri, anche lì bisognerà vedere. Comunque è stata una stagione travagliata, una stagione complessa, una stagione pesante. È stata veramente una stagione molto pesante. E se devo dire la sincera verità, l'ho percepita anche più pesante della stagione della retrocessione. Io sono contento che sia finita e adesso testa alla prossima. Io vi prometto ragazzi che cercherò di far uscire il video del pagellone il prima possibile, mi sta richiedendo veramente tanto tempo, però sta per uscire. E niente, detto questo ragazzi vi mando un bacione, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!